1997 la Madonna aveva detto alla mia madre: arriverà una malattia che solo le persone a respirare moriranno e prenderanno la malattia. Mati Božja je leta 1997 povedala moji mami Mariji do Karmo, da bo prišla bolezen, ko ljudje samo z dihanjem bodo to bolezen dobili. E la Madonna aveva detto in quel periodo, ripeterò ancora una volta e dopo basta: non prendete mai vaccini che loro vi daranno. In Mati Božja je takrat rekla: ne sprejmite vakcine, cepljenja, ki vam ga bodo hoteli dati. Perché la Madonna ha detto: perché vogliono fare morire migliaia e migliaia di persone. Mati Božja je povedala, da hočejo, da umrejo tisoči in tisoči ljudi. E quando ho domandato: e chi sono queste persone? E la Madonna: i massonici, e quelli che si sono consacrati a Satana. Allora, tu ti affidi di loro? Io non mi affido. In ko smo vprašali, kdo so tisti, ki hudobni ljudje, je Mati Božja odgovorila: prostozidarji in tisti, ki so se posvetili Satanu. A boš ti potem tem zaupal? Per questo noi dobbiamo essere attenti. Zaradi tega moramo biti zelo pozorni. Perché la Madonna ha detto che queste persone hanno dato la loro anima al demonio per diventare ricca, avere potere, avere cose materiali, a costa di fare morire gli altri. Chi sono questi altri? Siamo noi. Ti ljudje so svojo dušo dali Satanu, ker hočejo postati bogati, dobiti moč, dobiti denar in zato hočejo uničiti druge ljudi. Kdo so ti ljudje? To smo mi. Per questo noi dobbiamo chiedere la protezione del cielo ogni giorno, perché il cielo possa difenderci dalle bugie, dagli imbrogli, da tutti i pericoli dell'anima e del corpo in questo tempo attuale, perché sono tanti. Stiamo a camminare in un posto che, se noi non siamo attenti, possiamo essere feriti in battaglia. Zato moramo prositi vsak dan varstvo nebes, da bomo varovani pred lažmi, pred prevarami, pred nevarnostmi za dušo in telo.